Oggi siamo qua in Sala Consiglio presso la città metropolitana di Genova per questo ultimo evento di 4 eventi organizzati insieme alla Regione Liguria e ad ANCI Liguria, le 3 province e città metropolitana, su questo movimento europeo definito il New European Bauhaus, e siamo qua per parlare delle implicazioni anche a livello progettuale di questo movimento all'interno del territorio ligure. L'evento è appunto l'ultimo di 4 eventi che si sono organizzati sul territorio regionale e vedrà la partecipazione di esperti di vari settori, tra cui quelli dell'architettura, dell'ingegneria, della progettazione europea, che parleranno insieme in un tavola rotonda al fine di identificare quali sono le potenzialità del territorio per rispondere a bandi dedicati di finanziamenti europei nel settennato 21-27 che abbiano a che fare con i principi cardine del New European Bauhaus, che sono la sostenibilità, la bellezza e l'inclusione. La Regione Liguria ha una ricchezza di territorio molto importante, un'area urbana veramente di grande rilievo, con un'economia che sempre più si sviluppa, pertanto sicuramente per noi è rilevante lavorare su potenziare le capacità dei professionisti a tutti i livelli e anche dei tecnici della pubblica amministrazione, degli amministratori, dei giovani anche, degli studenti, verso il progettare in maniera sempre più sostenibile in linea con gli European Bauhaus. Inoltre bisogna potenziare la loro progettazione su questi temi, soprattutto sugli enti pubblici, le imprese che sono molte e possono lavorare insieme in questo senso. Quello nostro della Liguria è un territorio che è anche normativamente, quindi da un punto di vista paesaggistico, estremamente tutelato. Quindi a differenza di altre regioni tutti i professionisti chiamati a lavorare sul nostro territorio si devono confrontare con la bellezza perché lo chiede la norma, e quindi questa è un'opportunità, è una difficoltà ovviamente, ma come dire, dalle difficoltà nascono nuove opportunità, e la particolarità anche è che soprattutto nei territori vallivi ancora esistono comunità vere e proprie di persone che sono volenterose e hanno voglia di far parte dei processi decisionali, e cosa che in altre regioni questo non avviene. Quindi è un valore quello della comunità che ancora permane in alcuni territori della nostra regione, che noi dobbiamo assolutamente aiutare, agevolare e sostenere. Quello che sta facendo ANCI Liguria con i comuni è proprio stimolare il senso di appartenenza del territorio alle comunità territoriali, perché non dimentichiamoci che i disegni urbanistici possono essere fatti anche a tavolino, ma se non prevedono il coinvolgimento delle comunità territoriali, delle rappresentanze poi delle comunità territoriali, anche quelle, soprattutto quelle istituzionali, poi alla fine il lavoro diventa un lavoro che non ha poi una visione di lungo periodo, e quindi fatalmente poi rimane come un grido nel deserto.